Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, l'elmo di Scipio si è cinta la testa. Dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma il Dio la creò. Il presidente del circolo vittoriese di Fratelli d'Italia Thomas Toffoli, l'imprenditore Fabio Denardi, i rappresentanti del mondo sanitario e sociale. In Piazza del Popolo, sguardo al municipio, il partito di Giorgia Meloni ha presentato la sua lista ufficializzando il sostegno a Giovanni Braido. Io ho accettato le scelte, non sono per le imposizioni, è giusto che ognuno presenti i candidati che ritenga opportuno presentare, sapendo il loro candidato che sono io come la pensa, qual è il suo orientamento, assolutamente apertura massima senza nessuna preclusione. Dalla deputata Marina Marchetto Aliprandi all'ex sindaco Giancarlo Scottà al consigliere di Treviso Davide Acampora, molti i volti in piazza a sostegno del candidato. Abbiamo intenzione di ritornare per finire quello che non è stato finito dopo 15 anni. Lega e Fratelli d'Italia per Braido, come era stato nell'ultima tornata per Antonio Miatto, che insieme alla sua squadra ha intrapreso questa volta però un'altra strada. Ricordo che qualcuno probabilmente 5 anni fa ci riteneva appetibili, oggi per scelte dinamiche più personalistiche e politiche invece ritiene che Fratelli d'Italia non debba stare in determinate coalizioni. Noi cerchiamo di proporre alla città un volto secondo me stimato come l'avvocato Braido e siamo convinti che questa sia una scelta positiva per la città. Molti punti di convergenza con Fratelli d'Italia, dice Braido, dal sostegno alle fasce deboli alla sicurezza. Di ruoli e incarichi, in caso di vittoria, non si è parlato. Il presidente provinciale respinge con decisione questa ipotesi. Io non sono abituato a partire dai ruoli, ma parto prima dai progetti, dalle idee, dalle persone e dopo arrivano i ruoli. Io non sono abituato a, chiedere prima di aver dimostrato. Questo nella vita sia politica, ma nella vita di tutti i giorni.